Guglielmo Tell. Nella piccola città di Altdorf, sul lago di Lucerna, in Svizzera, viveva Guglielmo Tell ed era molto amato. Era il miglior marinaio dei dintorni e l'arciere più abile. Inoltre detestava il crudele duca Gessler, inviato da una potenza straniera a governare e a saccheggiare il distretto. Il coraggio di Guglielmo Tell e la sua destrezza ne avevano fatto un eroe tra la gente del luogo. E per questo Gessler lo odiava e al tempo stesso lo temeva. Tell, per evitare possibili guai, si ritirò a vivere in montagna con il figlioletto, che amava più di chiunque al mondo. Ogni tanto, però, doveva per forza recarsi ad Altdorf a far provviste. Durante una delle sue visite, vide che i passanti, attraversando la piazza, si inchinavano davanti a un alto palo con in cima un cappello. «Ma che succede?» chiese una donna. «Il duca ci ha ordinato di rendere omaggio al suo cappello ogni volta che ci passiamo davanti». «Ma che idiozie! Io non mi inchinerò di certo davanti a un cappello, men che meno davanti a quello di Gessler». E ostentatamente attraversò la piazza, seguito dal figlioletto. «Alto là!» Con un cozzare di armi, un gruppo di soldati circondò Tell e lo trascinò al cospetto del duca, insieme al figlio. Gessler si strofinò le mani dalla gioia. «Guglielmo Tell, hai trasgredito i miei ordini. Per non esserti inchinato davanti al mio cappello, potrei anche gettarti nelle segrete del castello di Küsnacht per il resto dei tuoi giorni». Guglielmo, a testa alta, squadrò il duca con tutta calma. Gessler schiumava di rabbia. Non c'era proprio modo di smuovere quell'uomo. «Ma sì», pensò poi con cattiveria, «forse un mezzo c'è». E con un'espressione soddisfatta gli disse: «Ho sentito dire che sei il miglior arciere dei dintorni». «Oh sì», gridò il figlioletto di Tell, «quindi sarebbe un peccato che tu marcissi in prigione. Ti farò una proposta. Se riesci a centrare una mela con una freccia dalla distanza di 200 passi, ti lascerò libero». Guglielmo non riusciva a capire come mai Gessler gli offrisse questa possibilità di salvezza. Il colpo era difficile, ma lui era sicuro di farcela e quindi accettò. Si spostarono su un campo dove cresceva una giovane quercia e il duca sghignazzò. «Ora legate il ragazzo all'albero e mettete la mela sopra la sua testa. Questo dovrebbe incoraggiare il nostro amico a tirare dritto». Gessler gongolava di piacere, vedendo che Tell era impallidito. Aveva scoperto il suo punto debole: l'amore per il figlioletto. Cosa avrebbe fatto Tell? Si sarebbe fatto imprigionare piuttosto che rischiare di colpire il bambino? Guglielmo sentiva le sue mani tremare. E se non fosse riuscito a tenerle ferme mentre prendeva la mira? Come poteva rischiare la vita di suo figlio in cambio della propria libertà? In quel momento una vocina esclamò: «Ce la farai, papà! Sono sicuro che ce la farai! Non preoccuparti! Io non muoverò un muscolo finché non avrai colpito la mela». I soldati legarono il ragazzo all'albero e una piccola mela rossa gli venne messa in equilibrio sulla testa. Guglielmo estrasse una freccia e armò la balestra. Il ragazzo era immobile. Vide il padre puntargli l'arma alla fronte e scorse in un lampo la punta metallica della freccia scintillare al sole. Trattenne il fiato, si udì un tang e la mela cadde ai suoi piedi, spaccata in due. Suo padre si era guadagnato la libertà. Mentre Gessler cercava di reprimere la propria rabbia, vide una seconda freccia scivolare fuori dalla giacca di Guglielmo. «Perché ti eri preparato 2 frecce?» gli chiese. «Se avessi ucciso mio figlio con la prima», rispose quietamente Guglielmo, «avrei conficcato la seconda nel tuo cuore malvagio, Gessler». Il duca non aspettava altro. «Ti condanno a morte per tradimento, Tell!» E poi alle guardie: «Portatelo al castello di Küsnacht, gettatelo nel sotterraneo e datelo in pasto alle belve!»
I soldati legarono Guglielmo, lo misero su un vascello e si diressero verso la lugubre fortezza. «Vai a casa, ragazzo!» gridò Tell al figlio che era rimasto sulla riva. «Vai a casa e aspettami!» Quando il vascello ebbe raggiunto le acque più profonde del lago, si levò dapprima una brezza, poi un vento forte. Subito dopo un uragano si abbatté sul lago, sollevando onde gigantesche. L'imbarcazione beccheggiava e rollava paurosamente. I soldati si sentivano male ed erano spaventati. Alla fine erano decisamente terrorizzati. «Solo Guglielmo Tell è in grado di condurci in salvo!» esclamò il capitano. E gli altri erano d'accordo. «Portiamo su il prigioniero!» gridavano. «Facciamola governare a lui, la nave!» Appena slegato, Guglielmo afferrò il timone e volse la prua dritta sull'uragano. Riusciva appena a distinguere le rocce frastagliate della costa che tendevano i flutti come bestie feroci, dilaniandoli. Virò bruscamente e un'ondata enorme sollevò il vascello che ricadde sulle rocce appuntite. Con uno schianto la chiglia si spezzò. Strappando a un soldato una balestra armata, Guglielmo riuscì appena in tempo ad afferrarsi a un albero che sporgeva dall'acqua e si mise in salvo sulla terraferma. Sul vascello che affondava, i soldati stranieri vennero inghiottiti dalle acque del lago. Più lontano, sulla riva, Gessler osservava con orrore il destino dei suoi migliori soldati. Guglielmo Tell, con molta calma, mise un ginocchio a terra e attraverso il lago in tempesta scoccò una freccia dritto nel cuore di Gessler. Poi, tra una fitta nebbiolina, Guglielmo si inerpicò su un'aspra montagna verso la casa dove lo attendeva il figlio. Il primo, audace passo verso l'indipendenza era stato compiuto. Dopo pochi anni, anche la Svizzera si liberò dal dominio straniero e il suo popolo ritrovò la pace e la felicità. Una nave in mezzo al mare. Una nave straordinaria, ecco sta per navigare, con le vele gonfie d'aria, barra dritta verso il mare. 24 topolini sono un valido equipaggio, non pretendono quattrini, solo un monte di formaggio. Per il carico, attenzione, caramelle, cioccolato, uva, mandorle, torrone, mele, zucchero filato. Il capitano, meno male, è un papero col canocchiale, lo sguardo puntato di qua e di là, dà ordini a suon di qua qua. Pinocchio. Pinocchio ritrova il suo babbo. Mentre Pinocchio nuotava all'avventura, vide su uno scoglio in mezzo al mare una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva cenno di avvicinarsi. Il suo pelo era turchino come i capelli della fata. Il cuore di Pinocchio accelerò i battiti ed egli raddoppiò il vigore delle bracciate. Era già a metà strada quando ecco venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e 3 filari di zanne da far paura anche a vederle dipinte. Era il gigantesco pesce cane già ricordato in questa storia. Pinocchio, terrorizzato, cercò di scansarlo, di cambiare strada, ma quell'immensa bocca spalancata gli veniva incontro con la velocità di una saetta. Affrettati, Pinocchio, per carità! Belava la bella caprettina e Pinocchio nuotava disperatamente più forte, sempre più forte. Corri, Pinocchio! Il mostro si avvicina! Attento! Ti raggiunge! Ma ormai era troppo tardi. Il mostro s'era bevuto il povero burattino come un uovo di gallina. Quando Pinocchio si riebbe dallo sbigottimento,
Non sapeva raccapezzarsi in che mondo fosse intorno. C'era un gran buio, tanto che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Sentì sul viso grandi buffate di vento. Il pescecane soffriva d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. «Aiuto! Aiuto! Salvatemi, vi prego!» Chi vuoi che ti salvi, disgraziato? Disse nel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. «Chi è che parla così?» chiese Pinocchio spaventato. Sono un tonno inghiottito dal pescecane insieme a te. E tu che pesce sei? «Non ho nulla a che vedere con i pesci. Io sono un burattino». Se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire? «Ma è lui che m'ha inghiottito». Beh, rassegniamoci a essere digeriti. «Io non voglio essere digerito». Neppure io lo vorrei, ma sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che per un tonno c'è più dignità a morir sott'acqua che sott'olio. «Sciocchezze! Io voglio andarmene via». La mia è un'opinione e le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate. Se vuoi andare, accomodati. Sappi però che il pescecane è più lungo di 1 chilometro, senza contare la coda. A questo punto parve a Pinocchio di vedere lontano un chiarore. «Che cosa sarà quel lumicino laggiù? Che ci sia qualcuno che possa aiutarmi a fuggire». Te l'auguro di cuore. «Addio, tonno». Addio, burattino, e buona fortuna. Pinocchio si mosse brancolando in mezzo a quel buio fitto, camminando a tentoni nel corpo del pescecane verso quel piccolo chiarore che baluginava lontano. Cammina, cammina, alla fine arrivò. E che cosa trovò? Con sua gran sorpresa trovò una tavola apparecchiata con una candela accesa infilata in una bottiglia e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata. A quella vista Pinocchio non sapeva se ridere o piangere. Voleva dire un monte di cose e invece balbettò parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia. «Oh, babbino mio, finalmente ti ho ritrovato!» Dunque, gli occhi mi dicono il vero. Sei proprio il mio caro Pinocchio. Sì, sono proprio io. E tu mi hai perdonato, non è vero? Come sei buono. E pensare che io invece... Oh, ma sapessi quante disgrazie mi son piovute sul capo. E Pinocchio raccontò la storia che sappiamo, ossia tutto quello che gli era accaduto. Alla fine il burattino chiese: «Ma tu come hai fatto a campare? Dove hai trovato la candela e i fiammiferi?» Il pescecane ha un appetito eccellente e un giorno inghiottì persino un bastimento. «Come? Tutto in un boccone?» Tutto! Risputò solo l'albero maestro che gli era rimasto tra i denti come una lisca. Per mia fortuna il bastimento era carico di provviste, ma adesso, dopo 2 anni che son qui, sono agli sgoccioli. «Allora, babbino mio, bisogna pensar subito a fuggire». Tu dici bene, ma io non so nuotare. «E che importa, ci penserò io. Andiamo, presto!» E così attraversarono tutto il corpo del pescecane. Arrivate alla gran gola del mostro, si fermarono per studiare la fuga. Per via che il pescecane era molto vecchio e soffriva d'asma, dormiva con la bocca aperta e Pinocchio ne approfittò. «È il momento buono!» sussurrò a Geppetto, ma prima che riuscissero a tuffarsi in mare, il pescecane starnutì e lo scossone li ricacciò nel fondo. «Dobbiamo ritentare, babbo. Vieni con me». Risalirono su per la gola del mostro, scavalcarono i denti e... «Montami a cavalluccio sulle spalle, babbo. Al resto penso io». Pinocchio si gettò sicuro nell'acqua, mentre il pescecane seguitava a dormire così profondamente che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Pinocchio nuotava di buona lena, ma si accorse che il povero Geppetto diventava sempre più inquieto. Ma dov'è questa spiaggia benedetta? Domandò il babbo. Non vedo altro che cielo e mare. Ci arriveremo, rispose il burattino fingendo un buon umore che non aveva. Le forze ormai gli scemavano, il suo respiro diventava affannoso e infine non ne poté più. «Aiuto, babbo,
Non ce la faccio più! Muoio! Chi è che muore? Rispose una nota vociaccia. Sono io, il mio povero babbo. Ma tu sei Pinocchio. E tu sei il tonno. Come hai fatto a scappare? Ho seguito il tuo esempio, ma ora su, montatemi in groppa, vi condurrò a riva. Giunti alla riva, ringraziarono il tonno con un bel bacione e, stanchi morti, si avviarono lungo la strada in cerca d'un posto per riposarsi. Non avevano fatto 100 passi che incontrarono 2 brutti ceffi che chiedevano l'elemosina. Erano il gatto e la volpe, irriconoscibili, invecchiati, sporchi, malconci. Il gatto cieco davvero, la volpe senza coda. Oh, Pinocchio, fai la carità a 2 poveri infermi. Gli gridò la volpe. Infermi! Ripeté il gatto. Addio mascherine, non mi ingannate più. Credilo, Pinocchio, oggi siamo disgraziati davvero. Davvero! Addio mascherine, i quattrini rubati non danno mai frutto. E Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada. Arrivati in fondo a un viottolo, videro una bella capanna e bussarono alla porta. Chi è? Chiese una vocina. Siamo babbo e figliuolo senza pane né tetto. Girate la chiave e la porta si aprirà. Entrati dentro non videro nessuno. O il padrone della capanna dov'è? Eccomi quassù. Alzando lo sguardo, videro sopra una trave il grillo parlante. «Oh, il mio caro grillino!» fece Pinocchio. Ora mi chiami il tuo caro grillino, eh? Ma quando mi tirasti un martello di legno? «Hai ragione, scacciami pure, ma abbi pietà del mio povero babbo!» Avrò pietà per tutti e 2, ma ricordati, bisogna essere cortesi con tutti per essere ricambiati di pari cortesia. Pinocchio accettò di buon grado la lezione e chiese al grillo dove poter trovare un bicchiere di latte per il suo babbo. Il grillo gli indicò un certo Giangio che teneva le mucche. Quanto ne vuoi di latte? Gli chiese Giangio. Un bicchiere pieno. Un bicchiere costa un soldo. Io non ho nemmeno un centesimo. Male, allora io non ho nemmeno un dito di latte, a meno che non ti adatti a girare il bindolo. Che è poi quell'ordigno di legno che serve a tirar sull'acqua della cisterna per innaffiare gli ortaggi. Sta bene, si decise Pinocchio. Finora questa faticaccia la faceva il mio Giuchino, ma ormai quel povero animale è proprio in fin di vita. Pinocchio volle vederlo. Appena entrato nella stalla, chinandosi fino a lui, gli domandò in dialetto asinino: «Chi sei?» Sono Lucignolo. E il povero ciuchino chiuse gli occhi. «Oh, povero Lucignolo!» Pinocchio si asciugò una lacrima. «Era un mio amico, un mio compagno di scuola». Come? Avevi dei bei somari per compagni di scuola. Sbottò Giangio dando in una gran risata. Da quel giorno in poi il burattino continuò a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così il bicchiere di latte per il babbo. E non basta. A tempo perso imparò a fare canestri e panieri di giunco. Insomma, lavorò moltissimo, amministrandosi con giudizio tanto che riuscì persino a risparmiare 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Mentre si recava al mercato, vide una lumaca sbucare da una siepe. Era la cameriera della fata. Pinocchio mio, Gli disse: la povera fata è ammalata e si trova senza un soldo all'ospedale. «Davvero? Oh, povera fatina! E io non ho che 40 soldi. Mi servivano per un vestito nuovo, ma prendili, portaglieli subito». E il tuo vestito nuovo? «Cosa vuoi che mi importi? È la sua salute che conta. Fai in modo che venga curata bene. Torna fra 2 giorni a riferirmi. Io intanto cercherò di lavorare di più». La lumaca, contro il suo costume, corse via veloce come una lucertola.
Quella sera Pinocchio lavorò fin oltre la mezzanotte e invece di fare 8 canestri di giunco, ne fece 16. Poi andò a letto e si addormentò, e nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse: «Bravo Pinocchio, in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le tue monellerie. I ragazzi che assistono i loro cari meritano lode e rispetto, anche se non sono modelli d'ubbidienza e di buona condotta». A questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Ora immaginatevi la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma era un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata intorno e invece delle solite pareti della capanna vide una bella camera mobiliata e agghindata con semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto trovò dei bei vestiti nuovi e un paio di stivaletti di pelle. «Babbo, babbo!» gridò un tratto, ed entrato nella stanza accanto trovò Geppetto, sano e arzillo come un tempo. «Babbino, cosa è successo?» gli domandò saltandogli al collo e baciandolo. «Cosa sono tutte queste meraviglie?» «Questo improvviso cambiamento è tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» «Perché quando i ragazzi da cattivi diventano buoni possono far questo ed altro, e poi si vede che tu non eri cattivo del tutto». «E il Pinocchio di legno dove sarà?» «Eccolo là», rispose Geppetto, e gli mostrò un burattino appoggiato a una seggiola, col capo reclinato, le braccia ciondoloni e le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se aveva potuto reggersi ritto. Pinocchio si volse pensieroso a guardarlo, e dopo che l'ebbe guardato per un poco, disse tra sé: «Com'ero buffo quando ero un burattino, e come son contento d'essere diventato un ragazzo!»
Reticolo e il ballo in maschera. Reticolo il ragno si grattò la testa e si sedette a pensare. Come tutti gli altri animali, anche lui aveva ricevuto un invito per la festa in maschera data da Re Leone. Era per le 3 del pomeriggio e il costume più originale avrebbe ricevuto un premio. Ma Reticolo era nei guai, non riusciva a decidere che costume indossare. Coniglio e orso sicuramente avranno in mente qualcosa di speciale, borbottò. Bisogna che io trovi un costume fantastico se voglio vincere quel premio. Si grattò nuovamente la testa e cercò di spremersi le meningi. Ecco, mi è venuta un'idea brillante. Andrò vestito da cavaliere con l'armatura e tutto. Si mise immediatamente al lavoro. Prese una carriola, andò a un deposito di rottami in fondo alla strada e raccolse un'enorme quantità di metallo. C'era una vecchia tinozza con un buco nel fondo che si sarebbe adattata a pennello al suo corpo. C'era una casseruola da mettersi in testa e 2 teglie quadrate per i piedi. E c'erano un sacco di scatole di latta in cui infilare le braccia e le gambe dopo aver tolto il fondo e averle legate con lo spago. Per l'ora di pranzo il costume era pronto da indossare. Ma c'era un inconveniente. Non riuscirò mai a camminare fino alla festa con questo costume, si disse. È troppo pesante. Che posso fare? La risposta gli venne in un baleno. Avrebbe messo il costume nella carriola e l'avrebbe spinta fino al campo dove doveva aver luogo la festa. Avrebbe nascosto il vestito nei cespugli, indossandolo un po' prima delle 3. Tutti sarebbero rimasti così sorpresi che certamente lo avrebbe vinto lui il premio. Reticolo nascose il costume e se ne tornò a casa, sicuro che nessuno l'aveva visto. Ma non si era accorto che proprio mentre nascondeva l'armatura nella siepe, Coniglio e Orso si trovavano dall'altra parte del campo. Ma davvero bellissimo! Disse Orso. Poteva vincere la gara se non lo avessimo trovato. Povero Reticolo, commentò Coniglio. Come ci rimarrà male quando scoprirà che è sparito. Dopo qualche ora, Reticolo tornò a prendere il suo costume. Ma siccome pensava che avrebbe avuto troppo caldo per indossare l'armatura sopra i vestiti, si era messo solo un panno intorno alla vita. Fu una brutta sorpresa quando vide che il suo costume era sparito, ma immaginò subito cosa doveva essere successo. Solo Coniglio e Orso sono capaci di giocarmi un tiro simile, pensò, e corse alla tana di Coniglio. Arrivò in tempo per vedere 2 amici che si sforzavano di entrare nel loro costume. Era l'imitazione della pelle di un asino, ma Coniglio non riusciva a tener giù le orecchie quel tanto che bastava a indossare la testa d'asino, e Orso non ce la faceva a infilarsi nelle zampe posteriori. «Oh dai, sbrighiamoci!» disse Coniglio. «Arriveremo in ritardo alla festa!» «Io cerco di fare in fretta!» disse Orso. «O comunque è inutile agitarsi! Possiamo prendere la scorciatoia che passa dal campo di carote del contadino Giorgio!» All'udire ciò, Reticolo ebbe un'idea meravigliosa. «Gliela farò vedere io a quei 2 furfanti!» pensò. «Andrò ad avvertire il contadino Giorgio che uno stranissimo asino sta per entrare nel suo campo!» Qualche minuto più tardi, una strana bestia camminava incespicando nel campo di carote del contadino Giorgio. Le zampe davanti erano molto più corte di quelle di dietro e la testa si ergeva solo di pochi centimetri dal suolo. «Guarda quante dolcissime carote!» esclamò Coniglio leccandosi i baffi. «Sai bene che non riesco a vedere nulla!» gli rispose Orso. «E per di più arriveremo davvero tardi se non ti dai una mossa!» In quel momento il contadino Giorgio si avvicinò allo strano asino. Aveva in mano un grosso bastone nodoso ed era molto arrabbiato. «Quel coniglio e quell'orso sono sempre dietro alle mie carote», pensò. «Adesso darò loro una lezione che non dimenticheranno più».
e calò con forza il bastone sul groppone dell'asino. Ui! Strillò Orso incespicando. Cos'è stato? Non spingere! Disse Coniglio. Cammino più in fretta che posso! Allora il contadino Giorgio menò di nuovo. Colpì la groppa dell'asino così forte che Orso cadde addosso a Coniglio. Ma che ti prende? Ansimò Coniglio cercando di divincolarsi da Orso. Ma proprio in quel momento ricevette una sventola sulla testa e Orso un'altra sulla schiena. Aiuto! Aiuto! Gridarono insieme i due amici. Un pazzo ci perseguita! Siccome i colpi piovevano duri e veloci, cercavano freneticamente di scappare via. A furia di contorcimenti, finalmente la pelle dell'asino si ruppe e i due amici corsero via a gambe levate attraverso il campo. Reticolo non aveva mai visto niente di più ridicolo. Piegato in due dalle risate, si incamminò verso il campo dove c'era la festa e poco dopo si trovò circondato da un mucchio di animali in costume che ridevano di lui. Guardate che bel bambino! Esclamò Scimmia. Dov'è tuo succhiotto carino? Ma cosa fai? Sei troppo piccolo per andare in giro da solo? Ridacchiò Serpente. Prenderà freddo ricoperto solo dal suo pannolino? Rise Porcello. Reticolo Si fece piccolo dalla vergogna. Tuttavia, gli animali erano convinti che il suo pezzetto di stoffa fosse un pannolino. Desiderò ardentemente di non essersi mai costruito un'armatura. Ma poi Re Leone parlò. Reticolo, a nessun altro sarebbe mai venuto in mente di vestirsi da bebè. Il tuo travestimento è così originale che meriti di vincere il premio. Gli altri animali furono d'accordo. Dopotutto, Reticolo era riuscito a farli ridere come non ridevano da settimane. Lo strano rompicapo di Lella. È inutile, Spotty, sospirò Lella. Quest'ultimo pezzettino non vuole entrare. Non è la forma giusta e neanche il colore è giusto. Dovrebbe essere blu e non rosso. Lella si ficcò il pezzo nella tasca del pigiama e andò a letto. Come vorrei che quel pezzo ci entrasse, pensò mentre scivolava nel sonno. Mi piacerebbe proprio tanto. Quella notte accadde qualcosa di molto strano. Ehi, Spotty, guarda! Il letto si sta muovendo! Ehi, ma stiamo volando! E infatti stavano proprio volando fra le stelle. Spero che questo letto sappia dove sta andando. Non vorrei davvero perdermi quassù. Volavano a grande velocità, sempre più su nello spazio, osservando stupefatti le strane cose che li circondavano. Le mie amiche a scuola non ci crederanno mai, si disse Lella, e Spotty era così meravigliato che non abbaiava nemmeno. Crash! Senza il minimo preavviso, il letto atterrò. Che posto misterioso, disse Lella. Chissà se ci vive qualcuno. Guarda, Spotty! C'è un uomo laggiù. Andiamo a chiedergli dove siamo. Siete sulla luna, spiegò l'uomo. E io sono il custode e la tengo pulita. Per esempio, quando cade una stella fa un grosso buco ed è compito mio pulire tutto. C'è sempre un sacco di lavoro. Ma adesso venite con me. Dopo un tragitto in macchina, breve ma accidentato, arrivarono alla casa del custode. Faceva freddo e Lella si rammaricò di non essersi infilata le pantofole. Non ricevo molte visite, disse l'uomo, ma qui starete bene e al caldo. La casa dell'uomo era molto confortevole. Fate come se foste a casa vostra, metto la teiera sul fuoco. Lella lo sentiva canticchiare in cucina. Oh, guarda, Spotty, un rompicapo. Vediamo di finirlo.
Ma che strano, disse Lella. Il pezzettino che manca dovrebbe essere rosso e non blu. Però aspetta un momento. Lella si frugò nella tasca del pigiama e trovò la tessera rossa del rompicapo che aveva lei. La tessera del mio rompicapo entra perfettamente in questo. Proprio allora l'uomo ritornò con il tè. Lella gli raccontò del rompicapo. Grazie, che meraviglia! Sono anni che cerco di completarlo. Più tardi, davanti alla TV, Lella disse all'uomo: si sta proprio bene qua, ma penso sia ora di tornarcene a casa. Il fatto è... Come? Ci penso io, le rispose l'uomo. Credo di avere in garage quello che fa per voi. Certo, questa vecchia astronave è in disuso da molti anni, ma la farò funzionare in un battibaleno. Adesso ci siamo. Ora state attenti che questi nodi non si sciolgano. Quando dico pronti, attaccatevi forte. Capito? Lella pensava che quel catorcio di nave spaziale non si sarebbe mai mossa. Invece, a un tratto, si mise in moto sferragliando e partì, trascinandosi dietro il letto Lella e Spotty, aggrappati e svolazzanti ancora una volta verso il cielo notturno. All'improvviso, quando erano già lontani, le corde si spezzarono. «Oh, aspettaci! Aspettaci!» gridò Lella al custode, ma l'uomo nell'astronave non poteva udirla. Il letto rimase lì a galleggiare nello spazio. Ora sì che ci siamo persi davvero, Spotty, e io ho un freddo terribile. Fluttuavano così senza meta tra le stelle. Non torneremo più a casa, pensò Lella, e io sono così stanca. Alla fine si addormentò profondamente. Quando si svegliò, non riusciva a credere ai suoi occhi. Era di nuovo nella sua stanza, a casa, ed era mattino. Che strano sogno ho fatto. Ma poi sentì qualcosa in tasca. Era il pezzo del rompicapo del custode della luna, ed entrava perfettamente nel suo rompicapo. Allora non è stato un sogno. E c'eri anche tu, vero Spotty? Sai mantenere un segreto? In una grande foresta verde c'era una vecchia casetta. Ci viveva un fabbro con le sue 3 graziose figlie. Gemma, la maggiore, era bruna. Celandina, la seconda, era bionda. Grindelia, la minore, aveva i capelli castani e lucidi come un topolino delle risaie e i suoi occhi erano blu come i fiordalisi. Ma Gemma e Celandina la prendevano sempre in giro per la sua poca memoria. «Stai attenta alla pentola sul fuoco finché non torniamo», le disse un giorno suo padre, accingendosi ad andare al mercato con le 2 sorelle maggiori. E 5 minuti dopo Grindelia si era già dimenticata che cosa le avevano detto di fare. Pensa e ripensa, alla fine decise che si trattava di filare la lana. Quando gli altri tornarono, lei aveva filato 10 matasse di lana, ma, aiuto, lo stufato era bruciato. «Sei la ragazza più dimenticona che ci sia», le dicevano continuamente. In un giorno sereno e luminoso, un principe attraversò a cavallo la foresta. Quando vide la casetta, smontò da cavallo e bussò alla porta. Aprì Gemma ed egli pensò che fosse la ragazza più graziosa che avesse mai visto. Questo finché non vide Celandina e Grindelia, naturalmente. «Ragazze mie», esclamò il principe, «devo dire che, ciascuna a suo modo, siete veramente bellissime». Il principe decise che una di loro doveva diventare sua moglie. Ma quale delle 3? «Sposerò chi di voi è capace di mantenere un segreto», dichiarò. Le ragazze nascosero pudicamente il viso nel grembiule e fecero «Oh!».
Sai mantenere un segreto, Gemma? Chiese il principe alla maggiore. Lo spero, rispose Gemma. Vedremo. E le sussurrò qualcosa in un orecchio. Oh, ma guarda, esclamò Gemma. Tornerò fra 7 giorni, disse il principe. Se il mio segreto non è stato svelato, diventerai mia sposa. Non era ancora scomparso alla vista che Celandina e Grindelia cominciarono a chiedere alla sorella cosa le avesse sussurrato il principe. Ma Gemma rifiutò di rispondere. È un segreto. Ma col passare dei giorni, Gemma moriva dalla voglia di raccontare a qualcuno il suo segreto. Alla fine pensò: andrò a sussurrarlo nel pozzo. È come se lo raccontassi a qualcuno, ma rimarrà un segreto. E così andò al pozzo e a voce alta, sporgendosi oltre il bordo, svelò il segreto del principe. Ah, ora mi sento molto meglio. Il 7° giorno il principe tornò. Hai mantenuto il segreto, Gemma? Certamente, maestà. Egli chiese allora a Celandina e a Grindelia se la sorella avesse svelato loro il segreto. No, che non l'ha fatto, risposero le ragazze in coro. E così il principe porse la mano a Gemma. Allora tu diverrai mia. Ma prima che potesse dire sposa, dalla porta entrò saltellando una piccola rana verde. Fermo! Gracidò. Lei l'ha raccontato a me. È venuta a sussurrarlo dentro il pozzo. Io ero in fondo e ho sentito tutto. E la rana gracidò il segreto del principe. C'è un buco nel calcagno del tuo calzino sinistro. Il principe lasciò la mano di Gemma e la guardò con tristezza. In questo caso temo che tu non possa diventare mia moglie. E voltandosi verso Celandina le chiese: e tu sai mantenere un segreto? Credo proprio di sì, maestà. Vedremo. E le sussurrò qualcosa all'orecchio. Se non lo dirai a nessuno per 1 settimana, sarai la mia sposa. Appena il principe si allontanò, Gemma e Grindelia le chiesero cosa le avesse detto, ma Celandina non lo volle dire. È un segreto. Mentre i giorni scorrevano, il segreto diventava sempre più difficile da mantenere. Se solo avesse potuto dividerlo con qualcuno. Infine pensò: andrò a sussurrarlo nell'orto. Sarà come raccontarlo a qualcuno, ma rimarrà un segreto. E così se ne andò nell'orto, dove le cime degli alberi ondeggiavano sotto il peso dei loro bellissimi fiori bianchi e rosa. Si fermò accanto a un mandorlo e gli sussurrò il segreto del principe. Ora mi sento molto meglio. Il giorno seguente il principe tornò. Hai mantenuto il segreto, Celandina? Sì, naturalmente, maestà. Il principe chiese a Gemma e a Grindelia se la sorella non avesse svelato loro il segreto. Certo che no, fu la risposta. Allora egli tese le mani a Celandina. Allora tu sarai la mia. Ma prima che potesse dire sposa, dalla finestra aperta si udì un brusio e uno sciame di api entrò nella stanza. Lei lo ha raccontato a noi, è venuta nell'orto e lo ha detto al mandorlo, e noi che eravamo sull'albero l'abbiamo udito. E le api ronzarono il segreto del principe. C'è un buco nel calcagno del tuo calzino destro. Il principe lasciò le mani di Celandina e la guardò con tristezza. In questo caso temo che non potrai diventare mia moglie. Si volse infine verso Grindelia. Sei capace tu di mantenere un segreto? Non lo so, maestà. Vedremo. E sussurrò un terzo segreto al suo orecchio. Ma bene, esclamò Grindelia stupita. Detto questo, il principe se ne tornò al castello. Immediatamente Gemma e Celandina gridarono: dice cosa ti ha detto! Grindelia scosse la testa e si mise le mani fra i capelli. Non posso. Ora, vi ricordate che smemorata era Grindelia, vero? Beh, mentre i 7 giorni passavano, lei diventava sempre più triste e sospirava: ah, se solo riuscissi a ricordarmi quel che mi ha detto! Ah!
Ma sebbene si spremesse le meningi, il segreto del principe le era entrato in un orecchio ed era uscito dall'altro. Il 7° giorno il principe tornò. «Hai mantenuto il mio segreto?» «No», rispose lei, che era una ragazza molto sincera. «L'ho perso, l'ho proprio dimenticato». «Dimenticato?» esclamò il principe. «Ma guarda, non avrei mai immaginato che...» Poi guardò gli splendidi capelli castani di Grindelia e i suoi occhi color fiordaliso. «È lei quella giusta per me», pensò fra sé. «Che mi importa se riesce a mantenere un segreto o no?» E prese fra le sue le mani di Grindelia. «Mi vuoi sposare?» Grindelia guardò il principe. Il suo volto era dolce e gentile e perciò rispose di sì. Baciò il padre e le sorelle e se ne andò a cavallo con il principe. «Si è perfino dimenticata di togliersi il grembiule!» risero le ragazze. Nessuno ha mai saputo cosa avesse sussurrato il principe all'orecchio di Grindelia. Comunque, lei e il principe vissero felici nel castello sulla collina e, anche se Grindelia non ebbe più bisogno di filare la lana o di badare ai fornelli, ogni sera sedeva con un cestino da lavoro e un ago da rammendo in mano, perché il principe non era molto delicato con i suoi calzini e ci faceva dei buchi grossi così. Il leone e il pavone. C'erano una volta un leone e un pavone che erano grandi amici. Non c'era niente che amassero di più che incontrarsi in una radura della foresta nei pomeriggi di sole e pranzare insieme. Un giorno, mentre il leone stava strappando dei grossi bocconi di carne, notò che il pavone scavava per terra, seppellendo dei noccioli di prugna. «Potresti trovare un modo migliore di passare il tempo», gli disse pigramente. Ora dovete sapere che il pavone era un uccello molto superbo, che pensava di sapere sempre tutto. «Come puoi essere così stupido?» si meravigliò. «Devi essere l'unico animale della foresta a non sapere perché è così importante piantare i noccioli di prugna. Da questi noccioli nasceranno degli alberi di prugne che ci daranno tanti bei frutti, sugosi e maturi». Il leone si offese un po' per essere stato chiamato stupido. «Farò vedere al mio amico che sono intelligente quanto lui», si disse, e interrò accuratamente le ossa avanzate. Dopo qualche settimana, i due amici si ritrovarono nella medesima radura. Il pavone era particolarmente compiaciuto con se stesso perché i noccioli di prugna avevano già cominciato a germogliare. E rise da morire quando vide il leone grattare ansiosamente il terreno in cerca di germogli di ossa. «Sei anche più stupido di quanto non pensassi», gli disse il pavone. «Lo sanno tutti che non è possibile far crescere le ossa sotterrandole». Il tempo passava e quando i due amici si incontrarono di nuovo, la radura era piena di alberi di prugne carichi di frutti. Il pavone era raggiante, ma il leone invece era molto triste. Quel giorno a caccia non aveva acchiappato niente e sarebbe dovuto rimanere a pancia vuota, mentre il suo amico pavone avrebbe banchettato con le deliziose prugne mature. «È un peccato che tu non sia intelligente quanto me», commentò il pavone con sussiego. «Io avrò sempre da mangiare, a sufficienza, mentre tu, invece, dovrai digiunare spesso». Ma il pavone, visto che sapeva tutto,
avrebbe dovuto anche sapere che l'orgoglio conta molto per il re della foresta, e il leone ne aveva veramente abbastanza. Così, con un balzo, saltò sul pavone e se lo mangiò in un boccone.